slow tour cicloacquatico nel Ferrarese. Io col mio amico Emilio Rigatti, insegnante, scrittore, ciclista, canoista, sono partito da Ponte Lagoscuro, lungo il Po, per percorrere tutta l'idrovia ferrarese, un canale che dopo un itinerario di 70 km arriva al mare a Porto Garibaldi. Ma prima di tutto, lezioni di kayak. Ah, però è pesante. Non voglio nessuno sulla mia razza che non abbia paura della balena. Guarda Rigatti come si è messo da ballerina. Ma che ballerina? Non dovevi dire. Io sono un anfibio. Ma io c'ho il dragone qua da turista demente. Io ti suggerisco una cosa, siccome hai la faccia da furbacchione. Non è vero, ho la certo, faccia candida. Te ne stai davanti perché ho c'hai la capito. faccia di uno di quelli che tira a non remare. Va bene. Va bene? Vai. Bene, dentro i piedi. Ah, oppala. Ok. Allora, Ah, è bagnato. no, non è bagnata, è l'acqua che è fresca. Ah, ho capito. Non attaccarti mai con le mani alla canoa. Mai. Mai. Puoi fare, con le mani libere, aperte, delle piccole oscillazioni col bacino. Allora, facciamo muovere prima Patrizio. Da solo. 1, esatto, e 2. E via. Direi che ci siamo. Ovviamente chi sta dietro deve seguire in maniera sincrona. Quello che vi consiglio di fare è di tenere le mani sempre sollevate all'altezza del petto, mai più basse e neanche più alte. Lavorare su queste linee, come se dovessi dare un cazzotto a qualcuno avanti. Piano, perfetto. Ecco bene, l'importante è andare assieme e sulla bicicletta, sul tandem c'è la catena. Qui no. Per fortuna dopo 500 metri il buon Adriano ci saluta, Perfetto. dandoci appuntamento all'arrivo, e io ne approfitto. Vabbè, il fine, cioè Ferrara, giustifica i mezzi di trasporto. Ma tu, Susi, che hai voluto fare uno slow tour addirittura in Polinesia, dove sei? A Tahiti! Io e Zoe siamo venute a condividere con India, l'amica di Zoe, il suo ritorno a casa dopo 15 anni vissuti in Italia. Bellissimo, bellissimo hotel, bellissimo tutto e bellissima guida. Ciao, come va? Come va? Perché se non sbaglio Maui è mezzo italiano, mezzo polinesiano. Mio padre è di Roma e mamma è delle Isole Tuomo. Abbiamo organizzato come essere una vera polinesiana. Intanto incominciamo dal museo, perché qual è la storia, la vera storia della Polinesia? Bisogna andare a vedere per capire da dove vieni, una parte del tuo DNA. Per insegnare all'India qual è il suo passato, ecco a voi il museo all'aria aperta di Papeete. Questa è una gara di giavellotti. Sì, buttano il giavellotto sul cocco che sta lassù, lo vedi il cocco? Mamma mia, è difficile. È uno sport tradizionale fantastico. Non si capisce niente di chi sia il vincitore. Per vedere chi è il vincitore devono tirare giù il cocco. C'hanno il nome e il colore. Altro sport che poi è anche un lavoro, il cocco. Delle squadre di 3 persone. Una recupera il cocco e 2 tolgono la noce. Chi va il più veloce a togliere i più cocchi possibili. Comincia a entrare nello spirito. Questo però ti toccava, Questo era un lavoro che ti toccava. Il lavoro della cobra, quello di aprire i cocchi, di tirare fuori l'interno e poi di metterlo a asciugare al sole per fare l'olio di cocco. Ho provato a rompere un cocco e ci ho messo 2 ore.
L'India si è messa avanti, ha già un tatuaggio polinesiano. Questa che cos'è? Una piuma? No, neanche un millepiedi. È No, una resca. No. È una foglia dell'albero del cocco, del cocotier, ed è il simbolo del legame con la terra, perché essendo sul piede è una specie di spirale che lega la terra e è il simbolo della famiglia di mia mamma, simbolo reale. Sarai mica una principessa tahitiana tu? Sì. La famiglia polinesiana di India era, come dire, nobile, importante. Prima che arrivassero i francesi c'erano diverse tribù e la famiglia di mia mamma erano i capi della tribù e quindi la famiglia Vecchiatua era quella che guidava, no? Erano guerrieri e niente, quindi questo tatuaggio è il simbolo della famiglia. Della famiglia Vecchiatua. Che significa cullato dagli dei. Oh là! Fortunata. Fortunata, bellissima. Per vedere un altro sport che viene fatto qui a Papeete bisogna andare a vedere la gara delle canoe. E naturalmente andare in canoa, pagaiare non era un divertimento ma era una necessità. Sono donne. India, tocca a te. Eccole le campionesse, sono incredibili, Adesso danno il cambio agli uomini. Votre groupe s'appelle? Le team OPT. OPT. Oui. E per quanto tempo fanno l'allenamento? Tous les jours. Le dimanche on se repose. Ah, tutti i giorni si allenano, la domenica però no, ci si riposa. È da 8000 anni che le donne e gli uomini del sud-est asiatico affrontarono il più lungo viaggio per mare della storia, da isola a isola sull'Oceano Pacifico, arrivando fino alla costa americana. E nella storia più antica che si racconta in queste isole è sempre presente la piroga, che più che un meraviglioso mezzo di navigazione è un legame con gli dei. È il Maraè, luogo sacro flottante. Bene, dopo la lezione di tradizione polinesiana con India, serve un po' di relax. Avete presente i pesci d'acquario? Però nell'acquario sono così. Qui sono un po' così. E non è che ti toccano, però ti passano vicinissimo come fossero cani. Qui laguna finta vera dell'Intercontinental Resort di Papeete. E tu? Tu ridi, ma Vai tranquillo. Anche solo sbarcare da una canoa non è facile. sono in condizioni poco, vabbè, insomma, Sono umidi. ci prenderanno come siamo. Io col mio amico Rigatti sono arrivato in canoa fino al centro di Ferrara e adesso cambio mezzo di trasporto, naturalmente slow. Via, orso. Ecco Emilio, carica. Perché tu Emilio hai la tua bicicletta, io Sì, invece la caro. mia l'ho noleggiata. Sì, caro, lei noleggiata, Sì, però... Bici Delta del Po è proprio filologico. Delta del Po, ma questo qua è un frullatore con le ruote. Questa qua è una moto No, castrata, è una castrata. bicicletta. È un cappone, una moto cappone. Ma non è vero, semplicemente è pedalata assistita. Capisci il concetto dell'assistenza? Sì, lo capisco. Esatto, Vabbè, dai, no, vabbè, è un fattore democratico, perché in questo modo tutti possono andare in bicicletta, Certo. non solo quelli matti come Emilio Rigatti che è venuto in bicicletta da Aquileia, anche della gente che dice che bello, siamo arrivati a Ferrara, città della bicicletta, andiamo in Sì, bicicletta. da insegnante a assistente sociale sono diventato. Ah, Guarda, beh, è sì. un Va bene. percorso onorevole, dai. Giusto, perché io ho la pedalata assistita e lui è l'assistente sociale. La guida invece per mare e per terra è sempre Georg.
esperto anche di Ferrara città. Sì, della città di Ferrara come guida turistica. Andiamo, go! Ecco dove siamo qua allora? Siamo sulle mura della città di Ferrara, un circuito di più di 9 km di lunghezza che è percorribile sia sul terrapieno che nel fossato, dove ci sono fantastici percorsi da fare sia in bicicletta che a piedi, che a fare jogging, che da tutti i ferraresi viene utilizzato come un grande parco urbano che circonda la città. Ferrara è la capitale dei cicloturisti, ma anche dei podisti, grazie a questa palestra naturale che sono le mura. Senti, ma quelle mura vecchie lì, vecchie quanto? Sì. Quanto risalgono? 1492. Quindi un'idea di urbanistica estremamente all'avanguardia, insomma. Sì. Forse Qualche volta Ferrara viene anche definita la prima città moderna europea perché è la prima volta che viene fatta una pianificazione strutturale. Storico. Nel 1492 Ercole I Estense affida a Biagio Rossetti la riprogettazione della vecchia città medievale con un nuovo criterio urbanistico, la famosa addizione erculea, e in pratica un raddoppio della città. E oggi le mura circondano non solo il centro storico, ma anche un vasto parco urbano. E in effetti, tagliando dentro le mura, si attraversa una zona verde e con 4 pedalate già si è in centro. Che meraviglia! Siamo già in città. Qui stiamo passando davanti al Palazzo dei Diamanti, collocato nel cosiddetto quadrivio. Questo palazzo venne costruito su progetto di Biagio Rossetti. Più di 8.000 bugne, cioè di pietre in marmo bianco e rosa, scolpite a forma di punta di diamante. Di fianco al Duomo di Ferrara c'è un'osteria, al Brindisi. Pare che sia l'osteria più antica del mondo, 1435. Buonasera. Oste della Valore. Vieni qua che ti do da bere, vieni qua. Sono a disposizione dei clienti, io sono un cliente, quindi ho diritto al parcheggio della bicicletta. E anche al parcheggio della polpetta. Esatto. Tu devi essere Federico, quindi. Ma mi aspettavo un oste anziano, questa è l'osteria più antica d'Italia, dove pare che venisse a bere l'Ariosto. Ma certo, guarda, c'è un passo della Lena di Ludovico Ariosto dove cita appunto uno dei suoi momenti preferiti, cioè quando veniva a raccogliere uno dei suoi fratelli che quotidianamente si ubriacava qua all'osteria del Chioccolino. Lo raccoglieva. Lui lo raccoglieva proprio in condizioni pietose, tanto per dire cosa diceva il poeta. Gli occhi di Chioccolin, che è il soprannome del proprietario nel 400, più con fare buon vuol dire si fanno più buoni quando vede uscire il fratello dell'Ariosto, ubriaco fradicio. Sai cos'è che lo faceva rendere ancora più vivace la cosa? Una lacrima di vino. Senti, ma com'è che sei finito a fare l'oste? Ah, non ci sono finito. Sono stato proprio chiamato. mio nonno, mio papà e il sottoscritto. Che bello, il Brindisi. E via, di nome e di fatto. Oggi incontriamo India e sua mamma Mira. Lei è un'autentica polinesiana, Doc, ed è stata Miss Tahiti negli anni 70. È cresciuta un po', eh? Adesso è più grande di me. Sì, direi, guarda. Allora, per volontà del nipotino, facciamo uno slow tour per Papete. Andiamo a piedi perché giustamente la mamma di India è una turista sfegatata, mangia solo cose sanissime del suo orto, fa meditazione, insomma è da conoscere. Ma oggi è domenica e la gente o è al mercato o è in chiesa, dove le donne mettono cappelli d'ogni tipo e dove si canta in coro secondo l'antica tradizione. Ma adesso è ora di andare al mercato, dove comprare il cibo per il picnic.
È piccolina. Non ho mai comprato la papaya. Il pesce pappagallo con questo colore meraviglioso, azzurro. Io voglio un vestito di quell'azzurro lì. Pesce crudo con latte di cocco o con cocco grattugiato. Classico pesce tradizionale da mangiare qua in Polinesia, quindi lo prendiamo per andare a fare il picnic così come fanno i polinesiani alla domenica. Vi faccio consigliare il Monoe di Tamanu, che è prodotto qua, no? Contro le scattature, con la vitamina E, perfetto per il sole. Latte di cocco. Una volta lo si faceva a mano, loro adesso lo estraggono con una macchinetta e poi lo fanno anche il latte. Se lo vedi così, ti dà la cagarella. Metti un po' di limone. Con limone non dà problemi. Latte di cocco appena munto. Bene. Va bene. Il pranzo alla polinesiana ce l'abbiamo. Bisogna beccare India perché uno dei ricordi che ha di Polinesia è il succo della canna da zucchero. Allora glielo volevo fare risentire perché il gusto è quello che ricorda, no? Che ti porta indietro. Mannuia, salute! Da quanti anni India non sentiva questo sapore? Forse 16 anni fa. Beh, adesso per un po' potrà berne quanto ne vuole. Perché è finalmente ritornata. Io continuo il mio slow tour dietro casa. L'idrovia ferrarese, il canale che congiunge il Po con l'Adriatico, passando in centro a Ferrara, sfiora Copparo con il suo palazzo, la cosiddetta Delizia Estense. Tocca Tresigallo, la città ideale degli anni 30 in stile razionalista. Poi si arriva a Migliarino col suo centro storico e le valli di Ostellato con la loro oasi naturalistica. E finalmente Comacchio, la piccola Venezia accogliente e affascinante con le sue celebri valli. Siamo alle porte di Comacchio, Valle Foce. Oggi veramente qua il clima è afro-padano. Oserei dire quasi una roba da delta del Mekong. Ciao. Allora, il lavoriero, sei tu il lavoratore del Po? Sì. Allora, questa qui è la struttura. 50 anni fa erano fatte in canna palustre, sì, con le grigiole. Adesso in cemento, però il sistema è sempre quello. Noi tutti gli anni, il primo buio di luna di ottobre, luna calante, tiriamo su le chiuse, questo qui è un canale che porta a mare, sì, facciamo entrare più acqua possibile. In quel periodo l'anguilla adulta, sentendo l'acqua del mare, dalla valle viene giù controcorrente e viene a finire in queste trappole qua. Ma perché l'anguilla si sposta, dove deve andare? Perché vorrebbe andare al Mar dei Sargassi e riprodursi. Ah. Perché da qui viene piccola in primavera, che è sottile come un cappello, la famosa cieca. Sì. E rimane poi in valle dai 9 agli 11 anni. Come hai detto che è fatta l'anguilla di Comacchio? È argentata, schiena argentata, sì, e pancia bianca. Schiena argentata e pancia bianca, praticamente è come me. Sì, il capitone. Potrei essere il capitone locale.
Gli altri turisti vanno sul barcone, io vado sul barchino con Carlo. Comacchio negli anni 50 l'industria era l'anguilla, o chi veniva a fare questo lavoro come me, a fare il pescatore o la guardia, o chi faceva il ladro di anguilla, che a Comacchio non è considerato ladro, si chiamano fiocinini, che sono i contrabbandieri di anguilla, quelli che pescavano, non c'era altro. Ma perché ladro di anguilla? Di chi erano le anguille? Sono sempre stati dell'amministrazione pubblica, cioè del comune di Comacchio. Però allora il comune dava la possibilità di pescare solo ad alcuni che avevano la licenza, così? No, tutto il ricavato andava al comune di Comacchio. Ah, ho capito. Sono i dipendenti pagati dal comune per pescare. E quindi i fiocinini erano quelli che invece pescavano per sé. Esatto. Che bello questo, cos'è? Questo qui è un casone, questo qui si chiama casone Coccalino. Sono i casoni dove abitavano le guardie e i pescatori negli anni 50. Carlo, cosa sono questi qua? Fenicotteri. Dai. È uno spettacolo di bellezza assoluta, una delle più belle cose che ho visto in giro al mondo. Che si dice che la natura peggiora sempre. Non è vero. Cioè, questi fenicotteri rosa sono un'acquisizione recente. Allora, i primi sono stati avvistati nelle valli di Comacchio nel 1993 e soltanto nel 2000 hanno cominciato a nidificare. Ma come mai sono arrivati? Com'è che si sono adattati? Cosa è successo? Si vede che hanno trovato il suo ambiente naturale, qui è un paradiso, è un'oasi bellissima. Tra l'altro questo paesaggio qua è naturale, sì, ma è un naturale in cui la cura dell'uomo è essenziale, perché vedo che voi fate manutenzione a tutte le rive, queste dighe di contenimento, fatti di pali di legno con le fascine. È fondamentale la presenza dell'uomo in valle. Anche questa è una bella cosa, cioè un panorama naturale, una situazione naturale in cui l'uomo è essenziale. Alla domenica la famiglia tahitiana va al mare, come noi, che oggi abbiamo scelto le onde, che fanno felici i surfisti come Maui. Allora lui adesso va a cercare le onde, naturalmente, come i veri surfisti, va cercando l'onda giusta e noi prendiamo il sole. A Tahiti sì, è parte della cultura il surf. I primi surfisti erano dei polinesiani, facevano il surf sui tronchi di banane. Qui le onde non solo sono grandi e potenti, ma ti buttano addosso con violenza anche i ciottoli che ti fanno un gran male. India e Mira, invece, si trovano a loro agio tra le onde e non smetterebbero mai. Non credo che sia la prima volta che vanno al mare insieme, però è una delle prime. È molto bello. Loro sono qua tutti i weekend, vivono nel quartiere, tutti amici, fanno il barbecue, bevono una birretta, vanno a surfare, il sole, la doccia, la vita è bella, si sta bene. E poi, come la famiglia polinesiana, Mira, la mamma di India, ci prepara la pappa. C'è del uru, il pesce crudo e poi un po' di caiurro al cururi. Questo che cos'è? Questo è il cororì, Cos'è? il cuore dell'animale che fa la perla, la granca, La conchiglia. la conchiglia. Il taro. Buonissimo. Meglio dei tortellini. E ora vado a lavare i piatti
che le posate. Io invece qui sono su un'acqua molto diversa dalla tua. Sono nelle valli di Comacchio e sto navigando verso un casone. Questo è il cucinone, il tavolone, il caminone e lo sgarambone. Lo scarandone. Scarandone del Capoglione. Tutto in rima facciamo. Tutto in one. Sì. Anche il silenzio è un silenzio proprio enorme. È per quello che dicevo che appena entrato in valle i vecchi mi dicevano dormire un'ora in valle è come dormirne 4 a casa. Senti che pace, senti che tranquillità. Qui in quanti ci stavano, grosso modo? In questa occasione qui ci stavano in 40 persone, qua, fra guardie, grigiolini, che erano quelli che facevano il lavoriero, pescatori. Quindi allora, la metafora è una grande famiglia contadina e il fattore, il capo del casone. Ma la cosa bella è che il comune di Comacchio sfruttava collettivamente, quindi... Sì, era l'industria che c'era a Comacchio, perché non c'era soltanto il pescato, poi c'era la trasformazione. Quindi allora il comune guadagnava dall'anguilla, dalla vendita dell'anguilla, dalla trasformazione dell'anguilla, e questi soldi li usava per la collettività. Esatto. Beh, ma è un esempio anche dal punto di vista politico, economico e sociale. Una volta, guarda che una volta fra chi lavorava in valle e gli avventizi che cucinavano il pesce lavorava tutto Comacchio. Poi dopo c'era l'indotto. Perché allora il fiocinino gli venivano, c'erano dei fiocinini che una barca, un volicipedo, una notte gliela sequestravano subito, allora il giorno dopo lavorava il falegname, lavorava chi faceva la fiocina. Come le chiamate la barca? Volicipedo. Volicipedo. Sono barche molto veloci, leggere perché passavano anche gli argini e navigavano in un dito d'acqua. Di solito la barca più forte era quella che aspettava, perché magari andavano fuori in 7-8 barche. La barca che erano quelli più giovani, che venivano chiamati i spadeccioni, attiravano l'attenzione delle guardie per dare in modo che scappassero i vecchi e loro erano molto più abili. Quindi era uno spettacolo tutte le notti, era una specie di drammatizzazione. Sì. E uno perché sceglieva di fare il fiocinino piuttosto che la guardia? In valle ci sono 4-5 cognomi e sono sempre quelli figli, i nipoti, sempre quelli. Un fiocinino non sarebbe mai andato in valle perché sennò dovrebbe andare contro il fratello, il cugino, quindi se nascevi sfortunatamente in una razza di fiocinini facevi sempre il fiocinino. Fammi vedere da vicino il lavoriero, cioè la trappolona per le anguille. Ecco, questo è un lavoriero, ma è un lavoriero filologico, nel senso è fatto come li facevano una volta, con le canne. Mi spiegava Carlo che naturalmente era un lavoraccio, perché andava rifatto ogni anno, adesso ovviamente li fanno in cemento. Ma sono cambiati anche gli atteggiamenti e le strategie dei fiocinini, nel senso che se una volta andavano con la fiocina e il battellino, adesso mettono invece delle reti sott'acqua che dovrebbero intercettare le anguille prima che arrivino nel lavoriero ufficiale. Insomma, la lotta continua. Abbiamo attraversato il canale e il casone di là, e questo cos'è pure? La tabarra. Qua dentro ci sono i battelli, una meraviglia. Carlo, allora, questo non dirmelo, era quello dei fiocinini, che cos'è? Il velocipedo? Velocipedo, sì. È una meraviglia, sottile, lunghissimo. La lunghezza dà velocità in una barca, non mi chiedete il perché, è una legge fisica che ho imparato a rispettare. Senti, le altre barche invece che sembrano quasi più che delle barche, sembrano dei bauli. E servivano per il trasporto delle anguille vive. Ce ne stavano svariati quintali e queste barche venivano trainate e portate a Comacchio, dove c'era la lavorazione dell'anguilla. Tragta e harai tona termaie de mi meneta no ma au mope au te mi meneta no ma au mope. Dopo il picnic al mare, i polinesiani doc vanno a rinfrescarsi nelle cascate che si trovano all'interno dell'isola di Tahiti. È una quantità di verde.
non ci crede, sembra rallenti. Si butta in tutta questa vegetazione, ma mia, ma è una cosa... non esiste. Che incanto! Questo fiume è il più grande di Tahiti. Sì, il fiume della Papenù. Si chiama Papenù. Questo fiume è un fiume sacro per forza, Sì, cioè sì. tutta quest'acqua che scende verso il mare e dentro un'isola è una ricchezza inestimabile. Qui ci sono tutti i tipi di piante di appartamento che da noi sono piccolini e asfittiche e qui sono delle estensioni enormi. La corona con le felci, molto tahitiana. Oh! Voilà. Certo che con le coroncine di felci in testa, le nostre due bimbe sono definitivamente le ragazze del quadro di Gauguin. Cos'è esattamente? È un mare, è un posto sacro, è un posto dove facevano riunioni, incontri, cerimonie. È come una chiesa. Le prêtre, debout à l'hôtel et chaque... Mira racconta a India che significato ha nella tradizione sacra polinesiana il Maraè. È un luogo di energia che scende dal cielo passando attraverso di noi che ci stiamo sopra e arriva alla terra. E tutto attorno ci sono gli alberi sacri. On les prend, on les cueille pour, tu sais, quand on fait la marche sur le feu. Perché si prendono quando si fa la camminata sul fuoco. Quello lì è il nonno. Quello è il nonno? Sì, perché è la nostra medicina. E quello lì è il cava. La cava? Sì, ah, si quella beve. che si beve. Laggiù c'è anche l'albero del pane. Come si dice, è stato Dio che l'ha regalato all'uomo, perché è un alimento tale, così importante. Un albero può nutrire una... Anche con un albero puoi nutrire un villaggio. Sì. Fantastico. E tu lo prendi, lo metti a cuocere e hai fatto il pane, nel senso che in realtà sa di castagna. E la castagna anche dalle nostre parti è l'albero che ha fatto sopravvivere un sacco di gente. Quindi è anche una conservazione, cioè un luogo dove si conservano le piante importanti. Sì. Quasi botanico. Il nostro desiderio è chiaro: ritornare ancora e sempre in questo paradiso in terra.